Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità complete. Balistreri Maria Rosaria, nata a Roma il 37-67. Sì. Sappiamo dove abita, che attività svolge? Io sono laureanda in medicina. Sì. Grazie. Senta signora, lei ricorda come è trascorso la mattina del 9 maggio? Sì. Ecco, ci può dire se studiava, se faceva qualcosa? Sì, io stavo a casa e sono rimasta a casa a studiare e niente, Ha appreso in qualche modo che era stata ferita una ragazza all'università? Sì, dalla televisione, dal televideo, perché ogni tanto interrompevo e andavo alla televisione nel salone, facevo una carrellata e vedevo il televideo. Senta, a casa sua chi c'è? Sua madre anche? Mia madre lavorava quel giorno. Quindi non c'era? Sì, diciamo fino alle 9, perché prendeva servizio alle 10. Ho capito. Senta, per le 9 intende 9 del mattino o... 9 del mattino. 9 del mattino. Senta, lei conosce Giovanni Scattone? No. Ha mai telefonato Giovanni Scattone a casa sua? Sì. Può dire se quella mattina del 9 abbia mai telefonato a casa sua, se può escluderlo o meno? Che io ricordo lo escludo. Ecco, può dire perché lo esclude? Perché mi sarei ricordata, di solito mi ricordo, diciamo, le telefonate che ricevo, perché me le vado o me le appunto o comunque le riferisco, quindi mi sarei ricordata. Quindi può escludere che siano arrivate telefonate di Giovanni Scattone quella mattina? Da quando sono rimasta da sola, sì. Quindi Io le rifaccio questa domanda perché lei è stata categorica nel rispondere. Aspetta, sta terminando il suo pensiero. Da quando è rimasta da sola? Cioè dalle 9 più o meno, cioè quando mia madre poi esce per andare al lavoro, alle 3, quando mia madre torna, per cui il telefono era, diciamo, dovevo rispondere necessariamente io, non ho ricevuto telefonate. Senta, quel giorno, quindi fino alle 3, lei è rimasta sola a casa? Sì, dalle 9 alle 3 sì, poi alle 3 è tornata mia madre. E c'è anche suo fratello? No, mio fratello era partito il giorno prima per Napoli e poi per Palermo per fare un concorso il 9 a mattina. Senta, suo fratello conosceva Scattone e Giovanni? Sì. Erano amici? Amici non lo so che facevano qualche cosa a Napoli tutti e due, ma due cose separate. Ho capito. E poi non so, all'università. Comunque ha assistito a qualche telefonata che è intercorsa tra Scattone e suo fratello? Ha mai telefonato Scattone a casa? Sì, però la maggior parte delle volte quando ho risposto io non c'era mio fratello. Ho capito. Era, diciamo, una... Ho capito. Va bene, senta, io al momento non ho altre domande. La difesa Ferraro, sì. La parte civile. Al microfono però. Nessuna domanda abbiamo. La difesa Scattone? Gli altri difensori? Nessuna domanda. Suo fratello Maurizio è uno studente? Mio fratello è un laureato. Laureato in che materia? In filosofia. In filosofia. Da molto tempo si conoscono Balestrieri, Maurizio e Scattone Giovanni? Non lo so. Cioè, quando ha telefonato era il periodo di Napoli, però non lo so. Erano frequenti le telefonate di Scattone? Beh, frequentissime. Con richiesta di parlare con suo fratello Maurizio? Frequentissime no, però più che altro è perché non si riuscivano a incontrare, male che vada, telefonavano e mio fratello non c'era e poi non si richiamavano. Grazie, può andare signore. Grazie. Comunque io facciamo dire una domanda. Carlucci Maria. Sì. Devo sollecitare il Ministero dell'Interno.
Sì, perché no. Sì, Questo è importante, tanto vedo domani a Napoli. Sì, ma sono soltanto un punto. Sì, La testimonianza importa dire la verità. certo. Ci sono delle sanzioni. Io dico questo perché è previsto dal codice che debba fare questa avvertenza. Adesso legga la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Come si chiama lei? Carlucci Maria, Ed è nata? a Salerno, Quando? 7-8-1945, Residente a Roma? via del Forte Tiburtino, 120. Professione? Impiegata. Dove? Alla Fined, ricordi. Pubblico ministero. Grazie. Senta, ci può dire i nomi dei suoi figli per cortesia? Maurizio Balistreri e Maria Rosaria Balistreri. Ecco, senta, lei conosce anche Giovanni Scattone? Io non lo conosco, alcune volte lo conosco per telefono, nel senso quando telefonava qualche volta. Ha telefonato qualche volta e di chi chiedeva? Di Mi Maurizio? chiedeva di Maurizio, sì. Chiedeva di Maurizio. Senta, ricorda di una telefonata avvenuta nel maggio del 97? Io ricordo una telefonata di mattina. Ricordo che il ragazzo, la persona che ha risposto, io ho detto pronto, la persona che mi ha risposto ha detto: buongiorno signora, sono Giovanni Scattone, c'è Maurizio? E io ho risposto: no, Maurizio è a Napoli. E lui mi ha detto: va bene, grazie. E io ho detto: devo dire qualcosa? E lui mi ha detto: no, non fa niente, tanto ci vediamo domani. Io poi, quando ho chiuso il telefono, ricordo, così, per stralcio, che ho fatto: Maurizio domani non va a Napoli. Vabbè, pazienza. Ho capito. Senta, tramite i suoi ricordi, può collocare questa telefonata più precisamente nel tempo? Cioè se il 9, l'8, il 7 maggio? Cioè, Maurizio giorno 9 ha fatto un concorso a Palermo, l'8 è partito, è andato a Napoli, all'istituto, lì dove andava al suo Orsola Benincasa, mi sembra, cosa del genere. Andava lì e è stato fino al pomeriggio e alla sera alle 8 ha preso la nave, è andata a Palermo, giorno 9 era a Palermo per il concorso. Ho capito. Senta, ma lei può escludere di averla ricevuta, lei, la telefonata, il 9 mattina? Il 9 mattina, io prendevo servizio alle 10 la mattina. Non riesco a capire come può escludere. La signora ha detto Perché la signora ha ricevuto la telefonata alle ore 9. Sì, No, io non l'ho detta alle 9, io ho ricevuto di mattina una telefonata. E non ha detto anche l'orario? No, l'orario no. Io alle 9 andavo via, alle 9, 9 e un quarto da casa, perché alle 10 prendevo servizio. Quindi la telefonata a che ora può averla ricevuta? Non l'ha ricevuta, Presidente, del giorno 9? No. Non l'ha ricevuta, Presidente, del giorno 9? No, del giorno 9. No, perché Maurizio stava a Lei va Palermo. sempre in ufficio verso le 9? L'anno scorso aprivamo alle 10, fino a settembre. Sì. Avevamo questo orario, alle 10 la mattina. Quindi io uscivo di casa alle 9 al massimo, perché sa, una donna, Certo. la casa, la famiglia, 9, 10, 9 e un quarto al massimo, andavo via. Quindi, però, se io ricordo questo particolare, cioè nel senso, oddio, quello domani non ci va,
E non può essere il 9, perché il 9 mio figlio alle 7 la mattina ha chiamato dalla nave dicendo che la nave portava 2 ore di ritardo. Ok. Quindi, cioè, penso che il 9 non era possibile. Ma Non dicevo lei- è andata a Napoli, è Sì, andata a Palermo. Certo, ma lei ha avuto anche un'ulteriore conferma, ha fatto delle ricerche il giorno in cui è stata sentita dalla polizia giudiziaria per poter Sì, ho accertare. chiamato al lavoro, ero presente, cioè io ho attaccato a lavorare alle 10, ho lavorato. Quindi per questo motivo poi ha escluso che potesse aver parlato Il 9, sì. Diciamo, per questo, innanzitutto perché ho lavorato. E poi per il fatto di Palermo, cioè se si tratta di quel giorno, il Senta, fatto di io Palermo. glielo ricordo a miglior memoria. Ho avuto conferma da un mio collega che la mattina del 9 maggio io ho regolarmente lavorato, quindi quel giorno sicuramente non ho parlato con Giovanni Scattone, è questo che ha detto. Cioè, se io ricordo questo gesto, oddio, quello domani non ci va, io non lo so se mi riferisco al sabato o al venerdì, non lo so. No, stiamo parlando di quando lei ha fatto la telefonata al lavoro per sapere se effettivamente aveva lavorato o meno. Sì, avevo lavorato, ho attaccato alle 10 e ho staccato alle 2. Va bene, io non ho altre domande per ora. La difesa Ferrari, la difesa è per la parte civile, la difesa Scattone. No, Presidente, avremo una domanda. Ah, ecco, bene. Chiedo scusa. Avvocato Flammini per la parte civile. Quali erano i suoi giorni di riposo, signore? Il lunedì ero di riposo, cioè il lunedì il negozio restava chiuso la mattina e apriva il pomeriggio. Lei ricorda se ha ricevuto questa telefonata in un giorno di riposo? Io ricordo una mattina, di pomeriggio no, ricordo una mattina. Una contestazione. Lei ha dichiarato: ho ricevuto io una telefonata di Giovanni Scattone che chiedeva di mio figlio. Questa telefonata mi è pervenuta di mattina, in un giorno che adesso non so specificare con esattezza, comunque doveva essere... Un giorno di riposo, cioè... Aspetti, per favore, facciamo... Comunque doveva essere di lunedì oppure di un giorno in cui io sono di riposo. Eh sì, perché io dico di mattina attaccavo alle 10, però riflettendo bene attaccavo alle 10, però io fino alle 9, 9 e un quarto stavo a casa. Quindi lei mi sta confermando che questa telefonata la deve avere ricevuta in un giorno di riposo oppure... Di riposo di mattina, cioè io non so... Quindi un lunedì. Può darsi anche un lunedì. Sì, comunque... Però... Prego, però... No, però mio figlio faceva avanti e indietro a Napoli, andava la mattina e ritornava la sera. Quando il giorno dopo non ci andava, mi diceva: mamma, domani non ci vado. Sì, signora, questo sì. Io però sto parlando di lei, di quello che lei ha dichiarato e se oggi conferma che questa telefonata lei l'ha ricevuta in un giorno in cui lei non andava a lavorare. Sì, cioè io... Signora, sì o no? Sì, che non andavo a lavorare. Ma se ha detto poc'anzi che è andata poi a lavorare, qui è una, scusi, è una contestazione quella che lei fa, avvocato. No, cioè io vorrei spiegarmi, nel senso, Spieghi. per riceverla di mattina significa che stavo a casa, Ovvio. per riceverla di mattina, quindi un giorno che non ho lavorato, giusto? No, non è giusto, qui siamo sul piano della logica, non è giusto, perché se lei mi telefona alle 6:30 a casa, mi trova a casa anche se alle 9 inizi il lavoro. Oddio, io questo non me lo ricordo, quello è il punto, io non me lo ricordo. Dire che non ho studiato logica del diritto. Beh sì, ho fatto la terza media. Senta signora, poi lei ha detto anche... Cioè io di fretta, di premura, mezzo vestita, ricevi le telefonate, scappi, cioè io non riesco a... Signora, lei sta dicendo una cosa diversa da quella che ha detto, perché Sì, lei non ha detto ho ricevuto una telefonata di corsa mentre mi stavo vestendo. No, perché io ero sicura di essere rimasta a casa quella sera. Allora, è sicura di essere No, ho lavorato. Hanno verificato, ho lavorato. Quel giorno ha lavorato. Sì. Quindi lei la telefonata non l'ha ricevuta quando ha lavorato,
Ma l'ha ricevuta in un giorno di riposo, è così? Un giorno di riposo, quindi non quella settimana allora, non quella settimana. Lei poi ha detto, ricordo che mio figlio non c'era, era fuori Roma. Però non ho capito bene, e le chiedo di volersi spiegare meglio, la risposta del dottor Scattone alla sua frase mio figlio non c'è, è a Napoli. Che cosa ha risposto il dottor Scattone a questa frase? Non fa nulla, grazie. Non fa nulla, grazie. Tanto ci vediamo domani. Ecco, io le devo contestare un'altra cosa. Lei ha dichiarato che il dottor Scattone rispose testualmente va bene, tanto lo vedo domani a Napoli. Come faccio a ricordarmi dopo un anno che ho scritto così? No, cioè, signora, per me non è che finora lei non ha detto ci vediamo domani a Napoli, ha detto va bene, ci vediamo domani. Ha detto va bene, lo vedo domani a Napoli? Lui ha detto che l'indomani avrebbe visto mio figlio, io non lo so. Signora, a Napoli o A no? Napoli. Ecco, grazie, non ho altre cose. A Napoli. Scusi Presidente, cioè Avvocato io- Bellucci, sempre parte civile. Signora, volevo chiederle questo per essere più precisa. Lei è sicura di aver ricevuto questa telefonata di Giovanni Scattone in un giorno di riposo o è anche possibile che l'abbia ricevuta in un giorno... Faccio finire. O è anche possibile che l'abbia ricevuta in un giorno lavorativo prima di uscire di casa per andare al lavoro? Può essere un qualsiasi giorno prima delle 9:15, 9:10 o è sicura che fosse un giorno nel quale lei non lavorava? Non me lo ricordo, questo non me lo ricordo. Quindi potrebbe anche essere un giorno dove lei lavorava prima delle 9:15. Può darsi, io non me lo ricordo. Ok, grazie. Io non me lo ricordo. Ricordo che si trattava di una mattina. Ma lei in quel mese, in quel periodo, aveva soltanto il lunedì di riposo o Io aveva altri giorni? No, un momento. Io avevo il lunedì di riposo, però siccome mio marito era stato male, andava a dei controlli, allora molte volte lavoravo il pomeriggio e poi prendevo un permesso durante la settimana, perché accompagnavo mio marito. E lei non ricorda se in quella settimana No, o in quella io ho precedente controllato. avesse preso dei permessi? Ho controllato il Presidente, cartellino. chiedo scusa Presidente, ma c'è un'opposizione diciamo radicale. Vogliamo verificare innanzitutto la rilevanza di queste domande? Che cos'è che si vuole accertare attraverso questa testimonianza e questi... Vogliamo escludere che la telefonata sia arrivata il giorno della Io penso che tutte queste domande servano a sollecitare la memoria della Sì, ma su vittima. quale punto, Presidente? Non lo so. Che ecco, non lo sappiamo neanche noi. Ma io Il punto non è posso- questo, a meno che non punto è sia questo, palesemente non pertinente la domanda, io non posso non Il punto ammettere. è questo, è capire se possiamo escludere che la telefonata venne fatta il 9 maggio o no. Posto ho chiesto se lei Ma poteva perché chi ricordare. parla di telefonata Non ho avvenuta il capito. 9 maggio a casa di questi signori? Non ho capito. Chi ha mai parlato di una telefonata intervenuta il 9 maggio a casa di questa signora? Capitolato di prova. Questo è un capitolo di prova. Relativamente a una presunta telefonata effettuata da Giovanni Scattoni la mattina del 9/5/97 all'indirizzo di Balestriere di Maurizio, in realtà avvenuto in altra data. Sì, ma vorremmo sapere il capitolato di prova da cosa trae spunto. Ma scusi, questo poi sarà un compito specifico della Corte, verificare l'attendibilità, la rilevanza. Da un bigliettino, Presidente, che Della era stato deposizione sequestrato in testimoniale. carcere a Giovanni Scattoni, nel quale si diceva che poteva aver telefonato. Va bene, d'accordo. Ecco, Quello questo dirà era- dopo in sede di No, conclusione. per chiarire. insomma. Allora, avvocato, ha finito lei? Si stava rispondendo su questi permessi che aveva chiesto per il marito. Sì, mio marito è malato e andavo al Celio a fare i controlli e l'accompagnavo sempre io, quindi essendo la mattina che stavamo chiusi, io di solito non lavoravo il lunedì e chiedevo il permesso, andavo il lunedì pomeriggio e durante la abbiamo settimana... capito. Ci sono le domande? No. Io vorrei fare una domanda Sì. con riferimento a un punto temporale di riferimento. Lei è sicura che suo figlio andò a Palermo? Mio figlio ha fatto il concorso e cioè sicurissimo al 100%. Quando mise piede a È arrivato Palermo? alle 9 la mattina, è andato a fare il concorso, il pomeriggio è andato dalla nonna,
diciamo, quando ha finito il Vabbè, concorso. quello che ha fatto poi il No, pomeriggio è non andato dalle interessa. nonne, Quello poi che è è andato interessante è dalle sapere se è sicuro che suo figlio il 9 stava a Palermo. Sì, sicurissimo. L'8 dove stava suo figlio? A Napoli. Quando ricevette la telefonata, suo Napoli. figlio dove si trovava? A Napoli. Io ho detto Napoli. E lei collegò subito il fatto che il giorno dopo suo figlio doveva stare Io ho collegato a quel Palermo? gesto, Lo collegò subito all'epoca? Sì, come ho chiuso te, ho detto, oddio, quello domani non ci va. Suo figlio quante volte andava a Palermo? No, ha fatto prima lo scritto. A Catania, scusa. Palermo. A Catania quante volte andava? A Catania non lo so. No, a Catania, scusate un momento. Ah, a Io sono Napoli. fissato con la Sicilia, come voi sapete. Signora, A Napoli aveva vinto il dottorato, la borsa di studio, lo so, aveva vinto qualcosa. Quante volte ci andava a Napoli? No, andava la mattina e tornava la sera. Ah, ogni giorno? Sì, faceva avanti e indietro. Ok. Aveva l'abbonamento, faceva avanti e indietro. Va bene. Questo. Ci sono delle domande? L'avvocato siracusano oggi non c'è, quindi non mi può capire bene. Lui mi poteva capire bene. Voi Presidente penso che abbiate agli atti. Può andare, grazie Tata. Ah, posso andare? Sì. Ok, grazie. C'è la richiesta di acquisizione del verbale di contestazione, Presidente. Va bene, tiene acquisito quel verbale. Sì, dico Presidente, voi avete agli atti, io immagino che voi abbiate agli atti il bigliettino di cui oggi si stia parlando, potrebbe essere stato oggetto di sequestro. Sì, se c'è una fotocopia lo produco. Comunque in modo che lo così, riproduco ovviamente. rende più agevole la lettura. L'altro testimone. Il verbale è dato. Che caldo che fa. Come fai a stare con te? Sei poi un paese, un abitante. 879 Io non ho mamma come sono, non sono mamma. 2674 3973 99 Pensiamo che Cecilia. Un caffè che è Cecilia. Se dico io. Vabbè, io dico ci sono. Un caffè. Lei che la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Come si chiama? Rotundo Maria, Nato? a Catanzaro il 25 marzo 1975. Studentessa? Sì, in giurisprudenza, iscritta al 4º anno. Sì. Chiamata a rendere testimonianza, deve dire la verità. Certo. Pubblico ministero. Sì, grazie. Senta, ci può dire quando lei ha sostenuto l'esame di logica giuridica? Il 12 giugno 1997, Con chi l'ha sostenuto? con il signor Giovanni Scattone. Che voto gli è stato proposto? Alla fine 28 trentesimi. All'inizio? All'inizio il voto era incerto, tra 27 e 28. Ecco, poi cosa è successo? Cioè, come è avvenuto questo discorso? È stato proposto il 27 e il 28, quindi Sì. lei che scelta aveva? Poteva accettarlo o non accettarlo? Mi è stato chiesto qual era il voto che volevo e io dovevo essere interrogata dal professor Carcaterra e sono stata interrogata No, dal lei, signor lei il 12 giugno è stata sono stata sentita interrogata dal da signor Scattone. Giovanni Scattone Che e le ha- aspettavo che le ha dato la domanda del professore. Sì, ma un attimo prima, le ha proposto un voto, giusto? Sì, Che voto le ha proposto? 27 28. Oh. E poi doveva essere il professore a decidere perché mi doveva fare un'altra domanda. Il giorno dopo questo? Sì, perché la sera, insomma nel tardo pomeriggio, il signor Ferraro aveva una lista di nomi di alunni che erano rimandati al giorno dopo perché il professore aveva interrogato già altri e quindi si era fatto tardi e noi dovevamo tornare il giorno dopo, cioè il 13 giugno. Ecco, e quindi successivamente cosa è successo?
Io sono ritornata il 13 giugno con questo voto in sospeso e per essere interrogata dal professor Carcaterra. Sì. Cos'è successo quel giorno? È successo che il professore ha iniziato le interrogazioni, però le ha sospese perché è stato richiamato fuori dall'aula, è andato fuori dall'aula, quindi c'è stato un periodo di pausa. Poi alla fine, verso metà mattinata, è rientrato il professore e ha fatto le sue scuse, era spiacente di non poterci interrogare, disse così, e che i suoi collaboratori, che erano il signor Scattone e il signor Ferraro, dovevano decidere in merito, e quindi io ho ricevuto il 28. Quindi lei non è stata più interrogata dal professor Carcaterra? No, il professore non mi ha interrogato. E chi è che le ha fatto l'ultima domanda, quindi? L'ultima domanda? Nessuno. Nessuno. E quindi com'è che le hanno confermato il 28? Come è avvenuto? Mi hanno confermato il 28 perché si era deciso quella mattina che i voti incerti, cioè i voti tra 29 e 30 oppure 28 e 30, praticamente il signor Scattone poteva fare, o il signor Ferraro, un'altra domanda. Dato che io avevo 27 e 28, ho chiesto al signor Scattone se potevo essere interrogata per il 30, ma lui disse che insomma soltanto i voti tra 29 e 30 e 28 e 30 lui aveva la possibilità di fare una domanda, quindi mi diede il voto più alto, il 28. Ho capito. Ha visto poi, è più rientrato il professor Carcaterra una volta che è uscito? No, non è più rientrato, no. Quindi qualcuno andava fuori a fargli firmare i verbalini? Sì. Ci può dire chi? Il signor Ferraro. Siete rimasti mai da soli? Beh, non lo ricordo, perché io stessa mi sono allontanata dall'aula più volte e quindi non lo ricordo con precisione, non lo so. Comunque i verbalini sono stati firmati fuori dall'aula, giusto? Sì. Senti, io... Presidente, la difesa Basciu, cioè ritengo che queste domande, cioè un'opposizione, sono completamente fuori dal capitolato di prova. Relative al capitolato di prova riguardano La tessera l'abbigliamento indossato da Giovanni Scattone il giorno 13 giugno, confermando quanto dichiarato dall'Outside Giuliana. Cioè non capisco a cosa l'attinenza di questo domande. Lei si chiama? Io, Rotundo Maria. Quindi riguarda l'abbigliamento indossato da Scattone Giovanni il giorno 13 giugno 97, confermando quanto dichiarato dall'Outside Giuliana in proposito. Esatto. Presidente, dobbiamo prima capire ovviamente chi c'era e chi non c'era nell'aula. Ma adesso c'è stata l'opposizione, l'opposizione è accolta. Vorrei ricordarle, visto che oggi su questo punto non ricorda bene, che lei ha dichiarato che a un certo punto, non saprei precisare l'ora, noi studenti siamo rimasti soli in aula. Ricordo la circostanza in quanto alcuni di noi si sono seduti sui banchi, cosa che sicuramente non avrebbe fatto... Scusi Presidente, però mi sembra che il pubblico ministero non abbia accolto il suo invito, cioè c'è stata opposizione, l'opposizione è stata accolta, quindi non credo che il pubblico ministero possa continuare a fare domande su questo punto. Forse questa domanda... Questa è una contestazione, non è una domanda. È correlata tra l'altro alla domanda che adesso farà il pubblico ministero sull'abbigliamento. Sì, questo è tanto per capire se sono rimasti soli, anche per capire, il problema è questo Presidente, la Outside lo vede fuori dall'aula, Scattone dice io non sono mai uscito dall'aula, quindi ovviamente sapere se sono rimasti soli... Però così anticipiamo la deposizione e quello che ci deve dire la testimone, se è ma possibile. Lo so, sono costretto dal fatto che mi si fanno le Io capisco signor pubblico ministero, ma la domanda è la difesa della signorina Marcucci, l'avvocato del Carolis, deve essere una domanda diretta. Se, fra parentesi, il Presidente ha accolto l'opposizione difensiva in ordine alle dichiarazioni che deve rendere oggi la Teste, che è chiamata su un ben definito capitolo di prova, si chiede di non estendere quello che sono le dichiarazioni che deve rendere la testimone. Grazie Presidente. Allora faccio la domanda. Non è una domanda, è una contestazione Presidente, ribadisco il punto. Io non ho voluto utilizzare il termine contestazione perché sembrerebbe quasi un voler in qualche modo... Contestazione significa che oggi lei non ha riferito esattamente quanto ha riferito
precedentemente alla polizia giudiziaria, per dimenticanza, per quello che vuole, e quindi io glielo sto ricordando. La contestazione è su questo. Lei ha dichiarato oggi che non ricordava se erano rimasti da soli, invece a suo tempo ha detto: a un certo punto, non saprei precisare l'ora, noi studenti siamo rimasti soli in aula. Ricordo tale circostanza in quanto alcuni si sono seduti sui banchi, cosa che sicuramente non avrebbero fatto in presenza di personale docente. Sì, io mi attengo a quello che ho dichiarato allora. Giusto questo? Sì, questo è giusto. Ricorda inoltre quella mattina Scattone come era vestito? Sì. Allora, i pantaloni erano chiari, color Havana. Aveva una camicia in tinta unita, con la manica lunga, svoltata, le maniche svoltate, una tinta unita. Non aveva giacca? No, non aveva la giacca. Ricorda il colore della camicia? Celeste, celestino chiaro. Senta, in ultimo, lei ha frequentato poi le lezioni di logica giuridica altre volte? Sì, ho frequentato, però non molto, perché io e una mia amica prendevamo le lezioni insieme. Senta, quelle volte che l'ha frequentato, ricorda come era vestito il dottor Scattone? No, non l'avevo mai visto prima dell'interrogazione. Ho capito. Va bene, io non ho altre domande, Presidente. La difesa Ferraro. Nessuna domanda, Presidente. La parte civile. La parte civile, nessuna domanda? No, non ci sono. Lei ha seguito le lezioni del professor Carcaterra? Sì, ma solo in parte, una parte del corso e saltuariamente, perché, come ripeto, io e una mia amica prendevamo le lezioni a turno. Quindi io spesso, dato che non sono di Roma, tornavo a casa in Calabria, allora questa ragazza mi prendeva le lezioni. Senta, quale parte delle lezioni del professor Carcaterra? Qual era l'argomento? Mi scusi Presidente, c'è opposizione, anche questa domanda è fuori al capitolato di prova. È vero, avvocato? Sì. È vero, avvocato? Chiedo scusa, Presidente, però queste domande non vengono a sorpresa perché sono state già inserite in altri capitoli di prova attinenti agli studenti. Quindi sul punto non è stato violato il diritto della difesa a prepararsi sull'argomento. Non è un argomento a sorpresa, è un argomento che è stato già trattato e le domande sono state già effettuate. Quindi ritiene questo pubblico ministero che, non essendo quindi una domanda a sorpresa, essendo teso il dibattimento e l'accertamento della verità, non possa farsi opposizione su una domanda, su un argomento che già è stato trattato sia dalla difesa degli imputati Scattone e Ferraro, sia dalle altre difese, sia da questo pubblico ministero in ordine ad altri testi sentiti. Allora io vorrei anche avere una spiegazione a cosa servono i capitolati di prova, se poi possono essere fatte tutte le domande che non riguardano il capitolato di prova. Comunque non è ammessa la domanda, avvocato. Sì, l'ho capito Presidente, stavo aspettando solo che finissero le contestazioni alle contestazioni. Senta, lei quando è che ha appreso dell'omicidio della signorina Russo? Perché questo è fuori del capitolato. Noi non vorremmo. Questa domanda invece è ammessa perché può servire a verificare la credibilità della testa. Ma certamente, Presidente. Lei ha Devi rispondere. Devo rispondere? Rispondi. Io quando o il 9 o il 10 di maggio, comunque No, grazie, a metà non maggio. volevo sapere questo, volevo sapere come l'ha appreso. Ah, come? Dalla televisione, perché io quel giorno non ero all'università. Quindi l'ha appresa da una, Sì. da una televisione? Dalla Da un televisione. notiziario televisivo? La testa si riferisce al ferimento. Sì, certo. Sì, al ferimento, certo. Certamente. Poi ho seguito la vicenda sempre tramite televisione. Senta, ha fatto qualcosa quando ha saputo della morte della signorina Russo? No, No, adesso è opposizione, Presidente. tu. Ma comunque ha dato già una risposta quanto mai sintetica. No. Quindi l'opposizione non serve. Vede Presidente, io potrei anche smettere di fare domanda, cosa che farò, però c'è un dato di fatto che bisogna che tutti quanti teniamo presente. Il processo inteso come norme predisposte per l'accertamento delle responsabilità
ha una sua validità se queste norme vengono utilizzate per accertare la responsabilità. Se poi servono per pretesto perché questa responsabilità non venga accertata, io mi adeguo a quello che lei, Presidente, e il collegio della Corte diranno, ma è un dato di fatto che alla fine si saprà chi ha impedito, sia pure legalmente, che la responsabilità venga accertata. Io non ho altre domande. Non ho capito bene il suo intervento, ma comunque prendo atto e non ha altre domande. Le assicuro che chi deve capire l'ha capito, non era certo la Corte. Grazie. Scusi Presidente, noi della difesa non accettiamo assolutamente questo modo di procedere dell'avvocato Flamini. Il diritto è anche forma e le forme vanno rispettate e noi siamo qui difensori degli imputati anche per far rispettare le forme, altrimenti il diritto diviene arbitrio. Grazie. Comunque Presidente ci sarebbe da fare una contestazione, non so se Aspetti. la parte civile, perché la parte civile ha fatto una domanda. Aspetti, pubblico ministero, facciamo poi il turno passerà Sì, è un suggerimento che do ufficialmente alla parte civile, forse mi spiace ma farlo. non ha bisogno di suggerimenti da parte civile. Poi avrà il suo turno Presidente, e potrà parlare di questa difesa, anche perché la parte civile non è che si sogna mai di non fare rispettare la forma del allora processo. ci sono delle domande da fare, nessuna domanda. Presidente, chiedo scusa. Ecco, allora... Presidente, chiedo scusa. Io nell'ansia dell'intervento sento il dovere a questo punto, seppur brevemente, perché reputo di aver ascoltato dalle parole dell'avvocato difensore di parte civile dei messaggi trasversali che non so a chi e a che cosa sono diretti. Noi siamo qui per svolgere il nostro lavoro, mi pare che le norme prevedono quelle forme affinché siano accertati i fatti ed eventualmente le responsabilità che a quei fatti sono connesse. Siamo qui esclusivamente per indossare la toga e non accettiamo questo linguaggio perché non può essere diretto a noi, sarà diretto eventualmente a chi l'avvocato Flamini intende eventualmente dirlo. È un messaggio che non accettiamo. Adesso per favore la parola deve rispettare necessariamente l'avvocato Flamini. Presidente, con grande serenità, io vorrei rispondere ai colleghi. Non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di voler stigmatizzare un comportamento che rispetti le norme processuali. Il punto non è questo, il punto è un altro. Come difensore di parte civile, volendo la verità ad ogni costo, sempre nell'ambito della legalità, sicuramente se non posso accertarla, qualcosa nella mia condotta mi fa pensare che evidentemente non riuscirò mai a sapere come sono andate le cose. Non c'entrano nulla i colleghi, non c'entrano nulla le eccezioni processuali. Presidente, per chi mi conosce sa che io sono uno di quelli che si batte perché la forma venga rispettata in quanto è sostanza. Non c'entra nulla, è tutt'altra cosa. Ci ho detto, ribadisco che la mia aspirazione è quella di sapere la verità, basta, il resto non conta. Avvocato, se mi dà la parola, chiedo scusa. Sì, signori, abbiamo guardate finito, che il processo- abbiamo finito, Presidente. La parte riguarda civile che si lamenta di non aver potuto fare determinate domande trova nel codice risposta esaustiva, perché la parte civile ha la possibilità di presentare autonome liste testimoniali nella quale inserire tutti i testimoni, tutti i capitolati di prova che Ma questo lo sanno tutti. non avrebbe avuto limitazioni la sua ricerca della verità. Va bene, chiudiamo questo Anche incidente noi cerchiamo la verità in e questo sentiamo l'altro testimone. No, c'è una domanda. C'è ecco. una domanda che... Allora, mi pare, mi corregga se sbaglio, che è stata accolta questo tipo di domanda. Che cosa ha fatto o che cosa ha avuto modo di pensare nel momento in cui lei ha preso la notizia del ferimento e dell'omicidio della sua collega? Che cosa ha fatto, non quello che ha pensato. Cosa ha fatto? Che cosa ho fatto? Sì, di Niente. particolare, di rilevante, di utile ai fini del nostro decidere. Niente. Perché io devo contestare che lei a noi disse, devo dire che quando la televisione, credo notiziaria di Canale 5, ha dato la notizia che gli organi inquirenti stavano valutando l'ipotesi che i due assistenti in questione avessero commesso l'omicidio di Marta Russo, per provare la correttezza di alcune loro teorie propugnate nel corso di alcune lezioni tenute all'università,
sono rimasta colpita ed ho pensato che, seppur con alcune esagerazioni della stampa, come per esempio il discorso delle lezioni sull'omicidio perfetto, ho riscontrato una certa assonanza fra le teorie illustrate dal professor Carcaterra in merito all'ipotesi del delitto di omicidio e alle relative della povera Marta Russo. Scusi Presidente, questo è quello che ha pensato la testimone, non quello che ha fatto. La domanda era cosa ha fatto. Cioè io guardi, lasci stare il suo capito. pensiero. Lei ci riferisca allora alle dichiarazioni che lei ha ascoltato di qualcuno che potrebbero essere utili a meglio capire la situazione. Lasci stare i suoi pensieri reconditi, le sue riflessioni. Ci ricordi invece quello che ha sentito di rilevante? Cosa ho sentito dalla televisione? No, dal professore, dagli assistenti. Perché se lei ha tratto un'opinione vuol dire che un fatto si è verificato. Questo fatto che si è verificato qual era? Presidente, chiedo scusa per la Corte, ma la contestazione del Primo Ministero è su delle immagini televisive, non sul contenuto delle lezioni? Sì, appunto, la domanda mia serviva proprio a chiarire la situazione. La domanda è stata messa nei termini che lei ha visto. Ci dica. Posso, cioè... Può. Allora, io ho sentito la notizia in televisione. Praticamente questa giornalista riferiva in modo molto esagerato la teoria del delitto perfetto. Sì. Lì per lì è stata la mia impressione, non è stata né una mia azione, è stato il mio pensiero. Io ci sono rimasta male e ho pensato tra me e me, questa teoria stava nel programma di logica giuridica e così è. Punto. Però non ho fatto niente. Stava nel programma. Ci può indicare la parte del programma dove si parla di questo? O la parte degli appunti? Beh, non lo ricordo perché, come ho detto prima, io le lezioni per un periodo non sono andata, quindi le ha prese un'altra ragazza e mi sono ritrovata scritta questa teoria e l'ho imparata così. E questi Basta. appunti? E questi appunti dove si trovano adesso? I miei appunti? Sì. E io li ho venduti. Li ha venduti? Sì, perché in quel periodo non si trovavano, quindi li ho venduti. È il caso di ricordare la Sì, altre domande? No, Presidente. Possiamo mandare via la testa? Sì. Chiedo che il verbale venga acquisito in quanto utilizzato per le Presidente, chiedo scusa, alla luce dell'ultima domanda delle affermazioni, ma nelle lezioni di logica giuridica che lei ha frequentato, visto che lei ha fatto riferimento alle immagini televisive e alle voci in cui si parlava del diritto perfetto, in queste lezioni si parlava di diritto perfetto? Io in queste lezioni non c'ero. Io ho letto questa teoria nel programma, gli appunti presi dalla mia compagna e l'ho imparata. Per quello ho detto in modo esagerato. Sì, ma siccome lei parla di teoria del diritto perfetto, in questi appunti si parlava di teoria del diritto perfetto? Sì, negli appunti sì. Del diritto perfetto? Sì. Poi... Comunque mi sembra che abbiamo fatto una grande raccolta di appunti noi. È vero? Ce li studiamo tutti. Impareremo qualcosa anche noi. Signorina, può andare. Grazie. È riuscito lei a far dire quello che detto, ma chiede impugnazione adesso, posso sua, dire quello che non ha detto la testa. Noi non riuscivamo a farglielo dire proprio. No, tutto perché è andato sta a dire di cosa stimati come ha finito.
Sì. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Pietro Valentini. Il 25 agosto del 1976. Si può sapere il luogo dove è nato? A Kaduna, in Nigeria. È studente? Studente, sì. Studente in che cosa? Di giurisprudenza. Scritto Anno? Al terzo anno. Deve dire la verità terzo come anno. testimone. Pubblico ministero. Senta, lei ha sostenuto l'esame di logica giuridica? Sì. Quando l'ha sostenuto, ricorda? Il 12 e il 13 giugno. Ci può raccontare sulle modalità come si è svolto l'esame? Sì, dunque, mi sono recato all'università il 12 giugno, sono stato interrogato da un assistente.